E quindi andiamo a vedere esattamente del quesito l'articolo 23 bis per capire che cosa chiedono questi signori di cancellare. Allora, l'articolo 23 bis in realtà è anche quello molto lungo, sono circa 4 pagine di quesito. Adesso questo è il sito di Altalex, come vedete, e potete eventualmente andarvelo a vedere. La legge, allora, l'articolo 23 è molto lungo, come vi ho detto, sono 4 pagine, eccole qui, io le ho copiate e messe dentro un file e ho evidenziato un po' i punti importanti. Allora leggiamo un attimo. Le del presente articolo disciplinano l'affidamento, il servizio e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione della disciplina comunitaria. Attenzione, quindi questa legge che si vuole cancellare è una legge che è di attuazione in applicazione della disciplina comunitaria, il che vuol dire che se verrà cancellata poi dovrà essere reintrodotta. Quindi quello che si sta andando a cancellare oggi è solo temporaneamente cancellato, si dovrà inserire di nuovo oppure uscire dall'Europa. E che cosa fa questa legge? Parla di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica, non solo dell'acqua, parliamo anche della spazzatura. E quindi della spazzatura ad esclusione del gas naturale, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale, quindi anche i trasporti pubblici, gli autobus provinciali e comunali, gli autobus regionali se dove ci sono, tutti questi servizi pubblici sono colpiti dall'abrogazione. Che cosa dice la legge? Che bisogna garantire, vedete che è evidenziato in grassetto, garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e dal livello essenziale delle prestazioni. Cioè la legge già fa salvaguardia dei diritti essenziali praticamente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comma lettera E e M, e poi assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti secondo però i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Vedete, questi termini sembrano non significare nulla, ma per esempio il principio di sussidiarietà è che se il comune di Napoli non riesce a gestire la spazzatura ha il dovere e diritto di intervenire la regione, e se non ci riesce neanche la regione ha il dovere e diritto di intervenire lo Stato, e se non ci riesce neanche lo Stato ha il diritto dovere di intervenire l'Europa. E quindi la sussidiarietà garantisce che comunque si faccia il servizio. Poi c'è anche la sussidiarietà al contrario, e cioè se io in locale, perché sono un comune efficiente o una regione efficiente, riesco a gestirmi le cose, non capisco perché debbo subire dei controlli inutili o delle vessazioni da parte del governo centrale. La sussidiarietà è anche questo, è verso la leale cooperazione. Capite che ci sono dei principi che sono sanciti. Comunque andiamo avanti, e dice che il conferimento della gestione dei servizi pubblici avviene sostanzialmente in 3 modalità diverse. Quando ci sono praticamente delle società in qualunque forma costituite, quindi anche le società cooperative per chi ama questo tipo di forma, bisognerà fare procedure competitive ad evidenza pubblica. Quindi basta questo assegnamento diretto di politicanti che fanno la camorra con varie aziende. La legge dice no, basta, non si può più, e bisogna fare rispetto dei principi dei trattati che istituiscono la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, e in particolare dei principi di economicità, efficacia e imparzialità. Cioè, quindi vuol dire, si fa una gara, ci si mette a discutere sui prezzi e su quello che è economico ed efficace, e si assegna in trasparenza adeguata, pubblicità, con non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Questo è un principio europeo. Questa cosa verrà reintrodotta se verrà cancellato l'articolo 23, ma a me non sembrano cose sbagliate. Quando la politica non sa fare, facciamo fare a qualcun altro, facciamo fare alle cooperative, facciamo fare alle aziende private, facciamo fare anche alle aziende in partecipazione, e se nessuno può farlo, e allora lì interviene lo Stato al 100%. E questo è quello che dice la legge. Infatti l'articolo, la lettera B del punto 2 dice ci sono anche gli affidamenti per le società a partecipazione mista pubblica privata
a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive a evidenza pubblica. Anche quando ci sono i comuni a partecipazione mista pubblica-privata ci devono essere praticamente delle garanzie di concorrenza e leale e trasparenza, e poi praticamente il socio comune, essendo in conflitto di interesse fra la funzione pubblica e l'espletamento della funzione come società privata, per evitare che ci possa guadagnare deve dividere queste due funzioni in modo da... nel punto 3 è prevista che qualora ci siano situazioni eccezionali, particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche, pensiamo per esempio ai comuni delle Alpi, ai comuni delle zone con poca presenza umana, che sono appunto distanti, e quindi non esiste la capacità, la possibilità economica nel senso di concorrenza, lì deve intervenire per forza l'amministrazione pubblica. In questi casi, per le situazioni eccezionali, allora si può fare l'affidamento del servizio a capitale, a società capitale interamente pubblica oppure partecipata dall'ente locale. Tuttavia deve avere i requisiti dell'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house, cioè quando non ci sono alternative il comune può e deve garantire il servizio, il comune, la provincia e la regione, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulle società a prevalenza di vita svolta. E quindi, come vedete, che anche il caso in cui il comune debba perderci economicamente, ma in funzione della garanzia del servizio, è previsto che ci sia la deroga. Quindi questa legge fino ad ora non parla assolutamente della privatizzazione dell'acqua, parla del servizio. Anzi, andiamo a vedere il punto 5, e questo direi che smaschera completamente i promotori del referendum. Dice: ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, cioè i tubi, gli acquedotti, le vie di trasporto nel caso, la proprietà pubblica. Capite? Oggi le multinazionali con questa legge non possono comprare gli acquedotti, possono soltanto entrare nella gestione, e dove c'è una gara pubblica, quindi soltanto se riusciranno a fare delle condizioni migliori di quello che fanno già le società efficienti. Certamente se va a Napoli a fare il servizio di spazzatura molto probabilmente riuscirà a vincere la gara, ma se viene nei comuni del nord-est dove le società arrivano a fare una raccolta differenziata del 70-80% perché la fa la gente, non la fanno le società, sicuramente le multinazionali non avrebbero proprio modo di entrare nella gestione dei servizi pubblici locali nel nord-est e in quei comuni efficienti, che qualcheduno ce n'è anche al sud. Infatti, vedete, è una bufala, è una bugia bella e buona che c'è la privatizzazione dell'acqua. Qui non si sta né mettendo in discussione, questa legge non mette in discussione né che il bene essenziale acqua deve essere garantito a tutti, vi ho letto prima che invece è garantito, né che i tubi siano in vendita, assolutamente no, è vietato, e i promotori vogliono cancellare questi due principi. Ma attenzione, le regioni sono loro le detentori, e quindi l'importante è il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale. Vedete che è ripetuto più volte, c'è l'obbligo di garantire il servizio a tutti. Andiamo avanti. La legge a un certo punto dice che è possibile che alcune società, come sono quelle che lavorano per esempio dove abito io, che fanno il servizio asporto rifiuti, il servizio elettrico, il servizio di acquedotto, possono acquisire contemporaneamente una stessa società più tipi di servizi pubblici. Però ci sono dei limiti, cioè l'articolo 9, proprio questo qui, in particolare mette dei vincoli per cui le multinazionali in effetti non possono entrare, a meno che non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori, ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere il servizio di attività
per altri enti pubblici o privati, né direttamente né tramite loro controllate, che siano da esse controllate partecipazione a gara. Questo per le multinazionali, cioè oggi c'è un vincolo per cui le società che siano controllate o controllanti di un'altra controllanta che appartenga a stati membri, a stati che non sono membri dell'Unione Europea, praticamente oggi hanno dei vincoli per entrare. Invece, cancellando l'articolo 23, si fa campo e strada aperta proprio alle multinazionali. Attenzione, è stato cancellato non tutto l'articolo 10, la lettera H dice prevedere nella disciplina degli affidamenti, quindi parliamo delle società a cui vengono affidate per esempio le reti idriche. Bisogna prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti, cioè queste società, che siano private o pubbliche non ha importanza, o partecipazione pubblica non ha importanza, faranno degli investimenti, bisogna prevedere idonee forme di ammortamento, cioè di recupero degli investimenti, ma attenzione, una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti. Cioè, oggi è scritto nella legge che se le multinazionali un giorno dovessero mai arrivare, ma ci sono grossi vincoli, e allora parliamo delle società europee, parliamo di chi comunque prenderà in mano questi servizi, dovrà necessariamente restituire la gestione una volta recuperato l'investimento, anzi mai superiore l'affidamento ai tempi di recupero degli investimenti. Quindi in pratica, fatti i tubi perché sono necessari, recuperato l'investimento che ha messo il privato, fora Dubai. Cioè è previsto che l'Italia ha bisogno di 100 miliardi di euro per fare il ripristino delle tubature gestite da quei politici che hanno organizzato questo referendum. Questi 100 miliardi non ci sono. Sono gli stessi politici che hanno tenuto i paesi della Sicilia senza l'acqua, con l'acqua razionata, eppure la regione Sicilia i soldi ne ha tanti, sono tanti anni che la regione Sicilia avanza soldi, ma non fanno gli acquedotti, perché è comodo avere qualcuno a cui promettere qualcosa e non cittadini soddisfatti che decidono con la mente serena. No, bisogna avere l'emergenza. Ecco, questa legge impone che quella che si vuole cancellare, questo articolo 23, che se si faranno gli affidamenti a società private o a partecipazione pubblica, bisognerà comunque che l'investimento, una volta ammortizzato, fa finire il contratto. Quindi, come vedete, assolutamente c'è la tutela dei tubi, c'è la tutela del servizio, c'è la tutela della concorrenza. Che cosa succederà se vincerà il sì? Non mette nelle mani dello Stato ciò che oggi è dei comuni e delle regioni, fa tutto un grande calderone fra le efficienti aziende del nord e dei comuni efficienti anche del sud, e li mette dentro la stessa pentola dove ci sono la spazzatura di Napoli, gli acquedotti inesistenti di Reggio Calabria, dove ci sono tutte quelle camorre che hanno mangiato e sperperato i soldi senza fare i tubi, tutto nello stesso calderone. Poi succederà che il governo sarà costretto ad attuare la norma europea, quindi metterà tutto all'asta, questa volta anche i tubi dell'acqua, perché sarà stato cancellato il principio che la proprietà dei tubi è oggi della pubblica, e chi potrà comprare questo immenso rottame di debiti ma anche di aziende efficienti? Solo le multinazionali. Verranno fatte delle gare dove vinceranno i soliti, come si è visto con l'Alitalia, faranno i classici spezzatini dove alla fine di nuovo i debiti verranno ripagati ancora dal pubblico e il privato si porterà via i pezzi migliori che oggi invece sono in mano ai comuni. È un esproprio dei comuni che hanno fino ad oggi lavorato bene, ma allo stesso tempo questa legge, che invece stabilisce che i politici devono uscire dalla gestione anche dove hanno gestito bene, ma soprattutto dove hanno gestito male, devono uscire e adattarsi ai criteri di onestà, efficienza, garanzia del servizio, trasparenza, fare le gare pubbliche, mentre fino all'altro giorno sappiamo bene che c'erano gli affidamenti tutti discrezionali a umma umma.
Quindi io vi dico, non andate a votare per questo primo quesito e anche il secondo, perché andare a votare potrebbe realizzare il quorum, andare a votare no potrebbe realizzare il quorum, votare sì significa aprire le porte alle multinazionali e all'esproprio di coloro che hanno sempre lavorato bene.